Oggi siamo qui a Palazzo Grandi Stazioni per questo convegno sulle società benefit, in particolare sulla nuova legge regionale che abbiamo approvato nell'aprile di quest'anno, una legge molto innovativa che mette in rete le società benefit, che sono quelle società che hanno come scopo, oltre a quello di realizzare profitto, anche quello di portare avanti progetti a beneficio comune, e in generale le imprese del mondo veneto che fanno investimenti ESG, cioè investimenti che si occupano di ambiente, di sociale, che quindi sono sensibili a quella che viene chiamata la responsabilità sociale delle imprese, con il mondo degli enti locali, con il mondo della regione, con la pubblica amministrazione. L'obiettivo è far atterrare nei nostri territori, nei nostri comuni, quelle risorse, quelle migliaia di risorse che saranno a disposizione da qui ai prossimi anni, vuoi per la sensibilità degli imprenditori e di un nuovo modello di impresa che si sta sviluppando nel nostro territorio, vuoi per obblighi di legge, la normativa sulle dichiarazioni non finanziarie, sui bilanci di sostenibilità, da qui ai prossimi 3 anni sarà estesa a un sacco di aziende, quindi saranno sempre più impegnate su questo versante. Dobbiamo fare in modo che queste risorse vengano investite su progetti che effettivamente interessano al territorio, che effettivamente fanno bene al territorio e per i quali i comuni e la regione possono chiedere, collaborare e costruire insieme coprogettazioni per realizzare appunto questi progetti. Questo è nell'interesse del Veneto, è nell'interesse del nostro territorio, delle nostre comunità, quindi è una legge che una volta quando sarà partita la piattaforma digitale che adesso la Giunta regionale sta sviluppando, veramente potrebbe portare sul territorio decine se non centinaia di milioni di euro per iniziative di interesse pubblico. Nella nuova legge noi intanto valorizziamo le società benefit istituendo un elenco. Poi abbiamo previsto delle somme di denaro per creare degli eventi, della formazione, per creare la piattaforma digitale che è il cuore della legge. Questa piattaforma digitale avrà appunto lo scopo di essere un mercato, diciamo, chiamiamolo così, dove le imprese benefit accompagnate dalle amministrazioni comunali si incrociano e mettono insieme la progettazione di iniziative che hanno carattere sociale o carattere ambientale che fanno bene al nostro territorio.